Ristori Ter. Le nuove misure economiche di sostegno sono destinate alle attività delle regioni in fascia rossa e arancione, penalizzate quindi dalle nuove chiusure. Il Veneto dunque, come Lazio, Molise, Sardegna e Provincia Autonoma di Trento, non rientra nel provvedimento. La richiesta di finanziamenti anche per queste ultime aree del paese, che comunque sono entrate nel primo decreto ristori, è presente al governo, fa sapere il sottosegretario veneto all'economia Pierpaolo Baretta. Ci sarà un prossimo quater e probabilmente anche un quinques, quindi è evidente che si sta affrontando il tema, ma oggi dobbiamo, credo, assolutamente avere presente che da un lato il Veneto è fortunato a non essere regione rossa, dall'altro ci sono coloro che lo sono già e hanno completamente chiuse le attività. Certamente ci sono situazioni come ad esempio il turismo, l'alberghiero, eccetera, che hanno difficoltà anche se sono in zona cosiddetta gialla. Il Veneto si trova però in una situazione particolare con l'ordinanza regionale che ci ha portato in zona gialla plus. I centri commerciali sono chiusi nel weekend, tutti i negozi la domenica, con un calo degli introiti che sta penalizzando molte attività. Per non parlare delle città d'arte che, a prescindere dal colore della regione, sono di fatto in zona rossa da mesi. Quindi forse questo delle città d'arte, che il Veneto vuol dire molte cose, non solo la città di Venezia, data la configurazione della nostra presenza del patrimonio artistico, potrebbe essere un modo per superare anche le diverse collocazioni in fasce di colore diverso. È una strada sulla quale si sta lavorando ed è importante che anche i sindaci delle città d'arte e le categorie economiche facciano fronte comune per rendere evidente questa necessità.